Prova. Okay. Amici dell'Edicolo di Pinuccio, buonasera, siamo in diretta dal Palazzetto dello Sport Italo Bonini di Cinque Frondi per trasmettervi una nuova giornata di campionato nazionale di Serie B. Ad affrontarsi saranno la Pallavolo Jolly Cinque Frondi e l'Ete Saporito Cosenza. Qui con me come sempre Renato Gallo. Buonasera a tutti, buonasera. Una Jolly che viene dalla vittoria fuori casa per 3-0 contro la Volle Valley di Catania, mentre Cosenza viene è stata battuta in casa, sì, in casa per contro 3-1 la Gupe Volley Battiati. Gupe tra l'altro che è dietro la Jolly di 3 punti, quindi la Jolly non deve permettersi altri passi falsi e avanti c'ha Pozzallo di 1 punto. Sì, oggi dobbiamo giocarcela tutta e aspettare domani il risultato della partita di Palermo contro il Pozzallo e vedere cosa succede. Vediamo se, sempre in caso di vittoria, se riusciamo a fare il salto e quindi a superare il Pozzallo. Starting 6 al Palabonini, numero 1 del Cosenza Andropoli, il numero 2 Longo, il numero 6 Iorno, il numero 10 il capitano Di Fino, il numero 11 Mille e il libero il numero 3 Marchetti. Ora starting 6 della Jolly, si parte dal numero 1 Samuele Aprile, numero 3 Matteus Dallagnol, numero 7 il setter della Jolly Alessandro Bellucci, numero 14 l'opposto Domenico Laganà, numero 15 Matteo Bonati che ha trovato spazio nel 6 titolare, numero 17 Nicola Snardi il centrale e poi il libero Giovanni Chillemi ancora a indossare la maglia rossa della squadra, diventato definitivamente il libero della Jolly Giovanni Chillemi. Tutto pronto, gli arbitri dell'incontro, il primo arbitro Spartà Claudio, secondo Sant'Angelo Chiara. Tutto pronto al Palabonini? Sì, è pronto Mille a iniziare questa battuta. Cosenza al servizio, tutto pronto, si parte e subito con un errore al servizio del numero 11 Mille. Servizio Laganà per la Jolly. Jump spin per lui sul libero, tacca il numero 17 Borghetti, mette a segno il primo punto per il Cosenza. Adesso al servizio Longo, la sua rotazione lunga, jump float, altro errore al servizio per il Cosenza. 2 punti per la Jolly, tutti e due su errore al servizio dell'avversario. Il futuro maturo Matteo Bonati alla battuta. Futuro perché a luglio avrà gli esami. Libero. Tacca Di Fino, tocco del muro,
con una battuta di Fino. Cominciamo con le battute. Due pari, ristabilita la parità al Palabonini. Subito la risposta del Cosenza, Sì, che adesso va al servizio con il il capitano salto Di Fino. con Di Fino. Vediamo cosa succede. Buona Su Chillemi. Giovanni Chillemi. Laganà, tocco del muro, mani out. 3-2. Sì, buona la risposta della Jolly qui con Chillemi che fa una buona ricezione. Bellucci poi la smistata verso Laganà, bravo a trovare il mani fuori con un muro ben compatto del Cosenza. Adesso al servizio il brasiliano Nicolas Nardi per la Jolly. Out anche questa, e sono 3 gli errori al servizio in questo set. 3 pari. Adesso al servizio l'ex della partita Bruno Borghetti. Salutiamo anche i suoi parenti che ci seguono. Chillemi riceve, Bellucci sceglie, trova Samuele Aprile. Che grande attacco per lui. Primo tempo buonissimo della Jolly, non può fare nulla la difesa, nessuna risposta del Cosenza. Intanto è Bellucci al servizio. 4-3. Su 1000 Di Fino, Bellucci, Matteo Bonati per Laganà. Come Di può... Fino gli scappa la palla, piega le dita. Questa palla diciamo semplice. Sì, perché Laganà ha ottenuto un pallone un po' arretrato, sì, esatto, della Zattenbacher di Bonati. È andata bene per l'opposto cinquefrondese. Al servizio Bellucci, sempre su 1000, ma palla nel campo Jolly, Dallagnol sempre su Di Fino, free ball ancora, Samuele Aprile approfitta e ottiene il 6° punto per la Jolly. si butta su questa palla Aprile. 6-3. Abbiamo visto un'azione piena di duelli aerei. Bellucci ancora per la Jolly, Sempre su 1000, che anche lui questa volta come prima Di Fino, mani fredde. Time out, Gabriele. sì, time out. Intanto già chiamato. hanno chiesto, ci sono arrivati dei saluti da parte di Maurizio per Maria ed Ezechiele che si stanno seguendo dall'Argentina. Li salutiamo da Cinque Frondi. Coach Narducci con il suo assistente Perry hanno chiamato il time out. I saluti di Rito, Gabriele. Mamma e papazito. Sì, Poi in Brasile i parenti di Alberto Limberger. I saluti non sappiamo, dobbiamo segnarci in brasiliano che purtroppo sì. Inoltre dobbiamo segnarci come si saluta, così. mi ha fatto ricordare che sta giocando la Mezia anche contro Modica fuori casa. La partita è iniziata alle 17. I nonni del nostro secondo alzatore Gabriele Tofoli, Alessandro Tofoli, che ci seguono. Intanto ricomincia ricezione già. di 1000 ancora che non va, tocco del muro. un po' di problemi Sì. nella Jolly. La palla alla fine viene recuperata. Free ball di qua, una pipe di Bruno Borghetti, Bravissimo Bonati. tenuto da Bonati. E tocco d'astuzia del brasiliano in campo, del nostro brasiliano in campo, Matteo Dallagnol, che sfrutta le mani del muro con un tocco leggero. Complimenti alla Jolly, ha tenuta bene questa azione, era sotto attacco, sotto pressione, dato la free ball non sfruttata con questa pipe. Io sono impallato all'arbitro, ma era una pipe, lo vedo dietro Bruno, quindi era una pipe. Di nuovo non al meglio 1000, murato dalla Laganà. 9-3 al Palabonini di Cinque Frondi.
Muro di Domenico Laganà, cambio sul 9-3, esce 1000 ed entra il numero, se ti giri, 14. Non ce l'abbiamo, non pervenuto. Guarda se ce l'hai tu, perché 13 c'ho io. Ah, 13 c'hai. Io non c'ho. Non pervenuto. Di nuovo Borghetti